Preso al volo il presidente della Proloco di Loreo, Diego Siviero, al lavoro perché stanno preparando per Natale. Come va, Diego? Bene, salve, ciao Leandro, tutto bene, sì, sempre operativi qui a Loreo, grazie ai nostri volontari che sono sempre operativi e sempre attivi, insomma, ecco. Stiamo preparando veramente a grandi eventi qui a Loreo, Leandro. Quest'anno veramente vogliamo tornare un po' alla normalità e quindi abbiamo fatto un bel calendario con un bel programma. Ecco, piatto ricco, mici fico, la locandina dice se brusa la vecchia, Natale di Epifania 2021-2022, quindi quasi 20 giorni, quasi un mese di festeggiamenti. Beh, iniziamo già domani pomeriggio noi, attenzione perché il calendario è molto esatto. Allora, quest'anno grande novità, domani laboratorio per bambini in Piazza Madonnina dalle 3:30 a preparare gli addobbi per l'albero di Natale che adesso stanno allestendo con le luci, insomma, ecco, e quindi per la prima volta stiamo facendo questo laboratorio, addirittura ci sarà anche una fattoria con gli animali, avremo 2 cavalli, 2 pony che ci vengono a trovare proprio in piazza, avremo un maialino, Peppo, che sarà presente con noi a far vedere un po' i bambini, ci saranno anche due cani eccetera, e quindi vi aspettiamo numerosi anche per questo evento, insomma, ecco, con i bambini che ci vengono a trovare in Proloco a Loreo. E questo è già un evento, iniziamo domani pomeriggio. Poi si passa a domenica 12, grande evento, anche questo per la prima volta, avremo qui a Loreo il pianista fuori posto, questo diciamo è veramente il professore bravo che suona, che va per le varie città d'Italia, e che è Fabio Zanarella, e lo metteremo all'interno del canale sopra la Chiatta a suonare a Loreo, e sotto i portici avremo i pittori con della mostra appunto di quadri, e poi avremo i madonnari che dipingeranno le loro degli artisti, insomma, ecco, che verranno a dipingere qui a Loreo direttamente. E questo parliamo di domenica 12. Per non parlare poi di domenica 19, grande mercatino di Natale con oltre quasi 50 bancarelle di hobbisti e di cose per Natale che vengono qui a Loreo ad esporre le proprie cose, insomma, le proprie creazioni eccetera. Oltre in mezzo ci sono anche i nostri prodotti agroalimentari del nostro territorio, quindi che sono sempre molto graditi, e che abbiamo un territorio bellissimo e che vogliamo valorizzare appunto con queste iniziative. Quindi ecco, domenica 19 veramente molto importante, dal mattino alla sera, un grande evento a Loreo, ecco, per questa iniziativa. Quindi vi aspettiamo veramente numerosi a domenica 19. E poi diciamo, ecco, abbiamo la slitta di Babbo Natale che va alle scuole il 21. Ok, avremo la consegna dei doni, la vigilia di Natale il 24, sempre con la slitta con Babbo Natale che girerà per il paese con la musica, con i volontari eccetera, e poi finiremo con l'Epifania, che è il Brusaveccia a Loreo, ormai è una tradizione da 37 anni che si rifà, insomma, ecco, con la veccia in canale che andrà bruciata e con il grande spettacolo piromusicale, insomma, ecco, a grande effetto qui a Loreo. Quindi complimenti alla Proloco di Loreo, complimenti a Diego. Quanti anni è, Diego, che sei presidente della Proloco? 8 anni di presidenza, e poi avevo conosciuto 4 anni prima tutti i ragazzi della Proloco, insomma, ecco, quindi veramente, insomma, ecco. Grande presidente. Allora vi ricordiamo, se volete saperne di più, c'è una pagina Facebook importante che è quella della Proloco. Come si chiama, presidente? Proloco Loreo, la pagina di Facebook. Ecco, per saperne di più appunto la pagina, e naturalmente complimenti ancora alla Proloco di Loreo. Ricordiamo la festa del pane, ricordiamo la sagra che è una tra le più vecchie d'Italia addirittura, e complimenti a tutto il tuo staff e tutti voi e tutti i volontari, grandissimi. Grazie veramente di cuore, vi aspettiamo tutti numerosi qui a Loreo. Grazie, e grazie a tutti i volontari che veramente stanno instancabili e stanno facendo un lavoro strepitoso. È veramente un lavoro veramente importante. Grazie mille a tutti quanti.